abbiamo voluto dare continuità, fare una partita come quella che abbiamo fatto in un momento dove oggettivamente ci sono venuti a mancare due pedine, e farne una può essere una grande impresa, farne due di fila è oggettivamente qualcosa di molto positivo. Al di là di questo ci sono stati tanti momenti durante la partita dove siamo caduti in alcune ingenuità e soprattutto abbiamo avuto l'idea di che tipo di partita dovremmo giocare già venerdì a Rieti, quindi oggettivamente è molto, la cosa positiva è il 2-0, parallelamente invece veniamo da una serie dove abbiamo peccato nelle due partite fuori casa, quindi adesso si gioca a gara 3 una alla volta e vogliamo scendere veramente con grande concentrazione e allo stesso tempo con grande rispetto delle qualità di Rieti. Al di là di quello che è successo a Trapani e il fatto di aver imparato, il fatto di aver finito una partita con l'idea di non aver dato il massimo, e parlo delle due partite di Trapani. Quando avremo dato il massimo, dopo come al solito finita la partita si guarda il tabellone, se si è vinto buon segno e se avremo perso sicuramente saremo pronti a fare i complimenti ai nostri avversari.